Ciao, bentornati sul canale di Noi Andiamo in Moto. In questo video vedrete la parte nord ed ovest dell'Islanda. Torniamo in sella, dopo 2 giorni passati su un mini SUV. Qui in alto trovate il video della nostra esperienza in 4x4. Siamo diretti nella famosa scogliera per l'avvistamento del Pulcinella di mare. Questo luogo si trova nelle vicinanze di Húsavík. Lungo il tragitto, guidato in strada e fuoristrada leggero, ci imbattiamo in una vecchia fattoria islandese con la sua tipica chiesetta. La temperatura di questa giornata è rigida. Siamo in agosto, ma le massime non hanno mai superato i 6 gradi. Dopo il pranzo fugace consumato in autogrill ristorante a Húsavík, ci dirigiamo sulla zona geotermica della Valle Krafla con il suo cratere. La zona, come vedete, è ben sfruttata dall'uomo, sicuramente meno affascinante di altri luoghi islandesi, ma di facile accesso, quindi è una tappa semplice e impossibile da evitare. Oggi è il giorno di Ferragosto, lasciamo Akureyri risalendo il suo fiordo. La giornata è piovosa, ma non fredda. Il panorama in queste latitudini non delude neanche con il maltempo. Lungo il tragitto ci fermiamo a vedere un'antica chiesa islandese. La visita dura qualche minuto,
perché l'edificio è chiuso, ma per nostra fortuna la zona si predispone bene per qualche ripresa dall'alto. Dopo un po' di guida su strade e fuoristrade islandesi, ci fermiamo in una zona con un paesaggio incantevole. La giornata, come spesso accade in Islanda, cambia, ma per nostra fortuna è meglio. Oltre al sole, qui regna la natura, il silenzio è rotto solo dal vento. Per me è uno dei posti più belli da vedere in Islanda.
Un altro giorno è passato ed è ora di andare ad esplorare i fiordi del nord-ovest. Il sole splende e dopo una colazione con dell'ottimo caffè americano e dolci islandesi, saltiamo in sella ed esploriamo questo angolo che dovrebbe essere il più selvaggio d'Islanda. Qui si riesce a visitare una colonia importante di foche, il numero di animali è considerevole e vale veramente la pena percorrere questi chilometri per andarli ad osservare. Oltre a paesaggi e alle foche, in questa giornata non c'è molto da dire. Passiamo la notte in un piccolo paesino e mangiamo del cibo islandese fresco, ma non di nostro gradimento. Con la giornata di oggi si conclude il nostro viaggio nei fiordi islandesi. La prima sosta la facciamo alla cascata di Niadi.
che è a dir poco affascinante. Per certi versi mi ricorda la cascata del Toce. Qui abbiamo la fortuna di arrivare assieme a 2 autobus pieni di turisti che in breve tempo sono riusciti ad animare il luogo in senso molto negativo. Arriva nell'applicazione del meteo nazionale islandese l'allerta meteo e, inconsci del pericolo vento e pioggia abbondante, decidiamo di dimezzare i chilometri previsti per oggi, che passano da 300 a 150, in modo da arrivare nel primo pomeriggio in albergo ed evitare i rischi inutili. Deciso l'itinerario, andiamo verso sud, saltiamo la punta più a ovest dell'isola e guidiamo su una strada sterrata da un bellissimo paesaggio e dall'alto riusciamo a vedere i fiordi che sono uno spettacolo. La sosta successiva la facciamo nella spiaggia dal nome impronunciabile che leggete qui sotto e dopo le foto e il volo col drone prendiamo la moto e andiamo in albergo. Non siamo riusciti ad evitare la pioggia e il vento. Ci scalderemo con una doccia calda e con dell'ottimo caffè americano offerto dalla struttura. Oggi ci troviamo a attraversare una delle zone più turistiche dell'Islanda, la penisola che leggete qui sotto. Anche oggi guidiamo su strade asfaltate e non asfaltate e le Pirelli STR non offrono la giusta sicurezza con la strada ghiaiata bagnata. Per questo andiamo avanti lentamente. Dopo la strada ghiaiata arriva l'asfalto e attraversiamo un luogo ricco di roccia lavica, con vegetazione verde che fa da contrasto. Ci fermiamo poco prima del famoso monte che si vede nei telefilm Il Trono di Spade, per acquistare il pranzo che consumeremo proprio davanti al famoso monte.
Dopo la pausa pranzo guidiamo lungo la penisola e ci fermiamo a vedere la famosa Chiesa Nera, anche qui una breve sosta per il volo col drone. La giornata scorre veloce, abbiamo l'ultima sosta da fare. Andiamo a vedere delle formazioni basaltiche, il cui nome del sito turistico lo leggete qui sotto. Questo è l'ultimo giorno in sella alla nostra moto. Ci dirigiamo verso il parco di Tinkerville e dopo aver passato mezza giornata andiamo a Reykjavik per scaricare la moto e consegnarla al nostro vettore per il rientro in Italia. Abbiamo ancora qualche ora per visitare il centro di Reykjavik. Grazie per aver visto questo video e come sempre vi chiedo un like e di iscrivervi al canale. Al prossimo viaggio!